Il primo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump si è svolto a Filadelfia, toccando temi cruciali come economia, Ucraina, Gaza, aborto e immigrazione. Harris ha cercato di distanziarsi dall'amministrazione Biden, affermando di rappresentare una nuova generazione di leadership. Durante il confronto ha messo Trump all'angolo in più occasioni, accusandolo di legami con dittatori come Putin e Kim Jong-un e di aver venduto gli Stati Uniti alla Cina. Harris ha attaccato Trump anche sulla politica interna, rinfacciandogli i fallimenti della sua presidenza, dalla disoccupazione alle politiche sul Covid-19, e ha difeso i diritti delle donne sull'aborto, criticando le posizioni estreme del suo avversario. Trump invece ha cercato di dipingere Harris come una marxista e ha risproposto alcune delle sue teorie cospirative. Ha provato a criticare la gestione del ritiro dell'Afghanistan da parte dell'amministrazione Biden, ma Harris ha replicato ricordando che fu proprio Trump a negoziare un accordo sfavorevole con i talebani. Nonostante i classici attacchi retorici di Trump, Harris ha mantenuto un approccio calmo e determinato, ottenendo anche il sostegno pubblico della pop star Taylor Swift. Alla fine del dibattito Harris ha chiesto un secondo confronto, segnale di sicurezza e di fiducia nelle sue possibilità. Un 28enne di origine marocchina è stato arrestato a Milano con l'accusa di istigazione al terrorismo e associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'arresto è avvenuto su ordinanza del GIP di Milano dopo un'indagine condotta dal Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo esterno. Il caso è emerso a seguito di una denuncia per minacce ricevute su Instagram nel novembre dell'anno scorso. L'indagato, già noto per precedenti reati, aveva pubblicato contenuti radicali sui social, specialmente in risposta all'aggravarsi della crisi medio orientale. Si era mostrato come un mujahid e aveva manifestato l'intenzione di abbracciare il jihad. Tra le sue attività aveva condiviso video su armi da fuoco e dichiarazioni estremiste, esprimendo odio verso le personalità istituzionali e sostenitori di Israele. Il giovane, pur avendo lavorato come mediatore culturale, cresciuto in un contesto di valori occidentali, aveva mostrato segni di una radicalizzazione profonda, giungendo a considerarsi come il messia islamico al-Mahdi. Inoltre aveva programmato viaggi in Giordania e Arabia Saudita e aveva interagito con un connazionale espulso per motivi di sicurezza, apprezzando contenuti simili alle sue convinzioni estremiste. Il GIP, riconosciuto il pericolo rappresentato dal radicalizzato, ha proceduto con le misure cautelari, dato anche il suo impegno in attività di proselitismo e apologia di delitti terroristici. La presentazione della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen è stata posticipata dall'11 al 17 settembre e si terrà a Strasburgo. La decisione è stata annunciata dalla portavoce dell'Eurocamera Delphine Collard su Threads. La nuova data è stata fissata per garantire un adeguato confronto sulla struttura e i portafogli della Commissione, con un'attenzione particolare agli equilibri politici tra i gruppi rappresentati. La segretaria del Partito Democratico PD Elly Schlein ha ribadito l'importanza di assegnare all'Italia un portafoglio significativo, sottolineando che il paese è uno dei fondatori dell'Unione Europea. Schlein ha dichiarato che la proposta della nuova Commissione dovrà rispecchiare la maggioranza che ha votato von der Leyen al Parlamento Europeo e rimanere coerente con il programma che ha presentato all'insediamento. I socialisti europei hanno espresso le loro aspettative per la composizione della nuova Commissione, tra cui un rafforzamento del processo dello Spitzenkandidat, un equilibrio di genere, un'attenzione ai diritti sociali e un'equa distribuzione delle posizioni di vicepresidente esecutivo che rispetti la maggioranza dell'Europarlamento. Il gruppo dei socialisti ha avvertito che sarà difficile sostenere i nuovi commissari se queste condizioni non saranno rispettate. Nel frattempo, il Partito Democratico al Parlamento Europeo valuterà la candidatura di Raffaele Fitto per una posizione di vicepresidente esecutivo senza pregiudizi, ma richiede che nella sua presentazione
manifestazione siano mostrati segnali di europeismo. Il capo delegazione del PD Nicola Zingaretti ha confermato che il partito vuole un ruolo di rilievo per l'Italia e ha ribadito che i socialisti europei chiedono coerenza con il programma di von der Leyen. La situazione rimane fluida, con la necessità di bilanciare diverse sensibilità politiche all'interno dell'Eurocamera, e con la presentazione rinviata a Strasburgo sarà cruciale vedere se le richieste dei vari gruppi politici saranno accolte. A Perugia una tragica strage familiare ha portato alla morte di 3 persone in un casolare alla periferia nord della città. Secondo le prime indagini della Procura di Perugia, un uomo di 69 anni avrebbe sparato alla moglie di 66 anni e alla figlia di 39 anni, per poi togliersi la vita con lo stesso fucile da caccia regolarmente detenuto. L'arma è stata trovata vicino al corpo dell'uomo e le posizioni delle ferite sui corpi confermano l'ipotesi del duplice omicidio e suicidio. Esclusa qualsiasi responsabilità di terzi, le indagini sono condotte dalla polizia, inclusa la squadra mobile, la volante e la scientifica. La tragedia si è consumata nel giardino del casolare, una casa ben rifinita situata nella campagna di Fraticciola Selvatica, circondata da terreni coltivati e ulivi. Marito e moglie vivevano insieme lì, mentre la figlia, che aveva ancora abiti nella casa, vi si recava occasionalmente. Nei giorni precedenti all'incidente la figlia era tornata a visitare i genitori. È stato il suo fidanzato, preoccupato perché non riusciva a contattarla, a scoprire i corpi senza vita nel giardino intorno a mezzogiorno, attivando immediatamente l'allarme. I soccorsi sono giunti sul posto, ma per le 3 persone non c'era più nulla da fare. Dalle indagini emergono elementi che suggeriscono come l'uomo possa aver agito in uno stato di perdita di controllo, forse influenzato da difficoltà psicologiche di cui soffriva. Una vicina ha riferito di aver sentito urla di aiuto proprio intorno a mezzogiorno e di aver udito spari la sera prima. Inoltre alcuni testimoni hanno segnalato movimenti dell'uomo e dell'auto della figlia nei giorni precedenti la tragedia. Tuttavia i dettagli restano ancora da chiarire con precisione tramite autopsie e ulteriori accertamenti da parte della polizia. I vicini descrivono la coppia come persone normali che vivevano nella zona da tempo, affrontando le vicissitudini quotidiane comuni a molte famiglie. Resta da capire cosa abbiano scatenato questa terribile tragedia familiare in un contesto apparentemente tranquillo. I corpi dei 2 alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco, Andrea Galimberti, 53 anni, e Sara Stefanelli, 41 anni, sono stati trovati abbracciati probabilmente nel tentativo di proteggersi dal freddo estremo. Dopo giorni di ricerche intense, il Peloton d'Haute Montagne di Chamonix ha individuato i loro corpi a 4.500 metri di altitudine sul Mur de la Côte, un ripido pendio ghiacciato che conduce alla vetta. Gli alpinisti erano scomparsi da sabato scorso e le difficili condizioni meteorologiche, con temperature fino a meno 15 gradi e venti di 150 km/h, rendono probabile che siano morti per assideramento durante una tempesta. Le operazioni di recupero sono state rese complicate da una serie di difficoltà logistiche. La neve fresca, accumulatasi in quantità di almeno 50 cm, aveva sepolto le tracce dei ramponi sul ghiacciaio. A causa del forte vento e della neve instabile che aumentava il rischio di valanghe, il soccorso alpino valdostano aveva deciso di non lasciare una squadra a piedi sulla vetta. Le speranze di ritrovare i dispersi vivi erano minime, soprattutto dopo l'ultima disperata chiamata dei 2 alpinisti, che chiedevano aiuto dichiarando di essere bloccati e di rischiare di morire congelati. I corpi sono stati portati a Chamonix. A circa 100 metri dai 2 italiani sono stati trovati anche i corpi di 2 alpinisti sudcoreani, anch'essi dispersi da sabato e sorpresi da maltempo in alta quota. I loro corpi sono stati trovati vicini tra loro, suggerendo condizioni simili a quelle dei 2 italiani. Un'altra tragedia in montagna si è verificata nella zona del Col de la Cygne, vicino a Courmayeur, dove è stato trovato il corpo di un'escursionista canadese. La donna era scomparsa dopo non essere rientrata a valle da un'escursione. È probabile che sia morta a causa di un malore. Le ricerche sono iniziate lunedì sera e sono proseguite tutta la notte finché il corpo non è stato ritrovato e recuperato con un elicottero all'alba. Le indagini sulla sua morte sono condotte dalla Guardia di Finanza di Entreves.